Puntata speciale oggi. Oggi non andremo in giro, non viaggeremo, anzi faremo viaggiare un po' forse le immagini, ma ci concentreremo su un personaggio che si svestirà anche dall'incarico politico, nonostante sia un incarico importante, ma che è un bel personaggio di una regione altrettanto bella. Sto parlando di Renzo Tondo, presidente governatore del Friuli Venezia Giulia. Io ci tengo molto a dire che sono tra le persone normali e siccome molto spesso in politica la normalità viene vista come una cosa anormale, io sono contento di essere normale, di essere una persona come tante altre, perché credo che la politica abbia bisogno di normalità. Io prima di fare il presidente ho fatto 2 anni a Roma e mi sono accorto che la normalità non è molto diffusa. Renzo Tondo è un uomo di popolo, un uomo che ha scoperto le sue radici qui nella Carnia, nel suo territorio, e che la gente si identifica in lui come personaggio proprio del popolo a rappresentarlo. Ma io nasco da una famiglia non benestante, da una famiglia che ha dovuto conquistarsi tutto nella vita. Mio papà era operaio, mia mamma gestiva un piccolo bar e quindi hanno costruito un albergo che poi mi hanno lasciato in qualche modo in gestione in eredità. Io poi ne ho fatto un altro con le mie forze e quindi nasco sostanzialmente anche dal popolo, sono un figlio del popolo proprio perché non ho mai coltivato frequentazioni elitarie. Devo anche dire che credo mi abbia aiutato molto da un lato la cultura socialista di mio padre, il quale mi diceva bisogna stare con la gente, con chi è più debole, stare vicino a chi soffre, eccetera. E anche un po' l'ecumenismo cattolico di mia mamma che mi mandava a chiedere, mi diceva guarda bisogna occuparsi delle persone che sono più sfortunate, quindi questo senso sociale l'ho sempre credo avuto. E in più devo dire che probabilmente il mestiere, no? Cioè stare dietro un banco fin da piccolo, dietro il banco di un bar, fare il cameriere a fianco dei tuoi genitori, di tuo fratello, della tua famiglia, con i tuoi collaboratori, insomma ti porta a stare con la gente vera. Sono entrato nel tuo locale e ho chiesto a questa ragazza splendida, che poi ho capito che era tua figlia, dove potevo trovare il presidente, al che lei mi ha risposto guardi qua non c'è nessun presidente, se vuole c'è solo Renzo Tondo, comunque se lo vuol trovare vada in cucina e lì lo trova. Ed io con sorpresa entrai in cucina e ti trovai con i 3 piatti che leggevi la comanda e che servivi praticamente alla gente ed eri già presidente. Quindi questa tua passione gastronomica, parliamo un po' dei tuoi ricordi gastronomici. La passione nasce ovviamente dal percorso familiare, cioè cresci con tua mamma, a fianco di tua mamma che cucina, che ti fa vedere come si fa una cosa, ti aiuta a presentare un piatto e quindi nasce. Io poi il mio mestiere l'ho sempre apprezzato, io mi ricordo che appena laureato avrei potuto intraprendere la carriera di segretario comunale, che era una carriera che all'epoca andava anche bene. Preferì, nonostante fui laureato in scienze politiche, preferì restare a fare l'albergatore, quindi questa è una scelta di vita che ho fatto fin dall'inizio. Questo per dire che la cosa mi piace, insomma, che la sento come mia. Sulla gastronomia, ecco, c'è questo legame con la terra, no? Con le tue radici, col tuo territorio. Ciò che mi piace di più non è tanto confezionare i piatti, andare alla ricerca di cose nuove, quanto valorizzare l'esistente. Cioè partire dal presupposto che questa nostra Carnia, ma in genere il Friuli, in generale l'Italia, sono portatori di prodotti di assoluta qualità e tante volte le cose semplici in gastronomia, come nella vita, come in politica, sono quelle che valgono di più e quindi andare alla ricerca del formaggio di malga giusto, partire la mattina con la macchina, andare su in malga, andare a cercare un paio di salami di quelli seri, farti portare il radicchio, quello amaro, andare a Resi a prendere l'aglio, insomma tutte queste cose sono cose che fanno piacere, che danno un senso di attaccamento al territorio, per cui davvero mi piace che sottolinei questo lato, perché significa che sostanzialmente ci sono delle radici profonde che non sono anche mie, ma sono di una comunità che si riconosce anche nel prodotto enogastronomico, perché questo è importante, alla fine l'uomo è ciò che mangi, no? Certo. In effetti l'enogastronomia friulana è un'enogastronomia diversificata ma particolarmente legata al territorio, che esprime l'anima, il cuore e anche le caratteristiche di questo popolo. Un tuo ricordo in generale? Ma i ricordi in generale sono legati intanto bisogna dirlo, a Gianni Cossetti. È una persona che va ricordata, perché Gianni Cossetti non è stato solo un grande cuoco della Carnia, insomma l'Albergo Roma di una volta, ma anche di tutto il paese, di tutta la regione. La capacità di riscoprire le cose semplici e ripresentarle, quelle che magari fino a qualche anno fa venivano considerate da buttare, no? Perché si era passati a un'alimentazione diversa, che invece lui ha recuperato, e in genere la cucina carnica ha recuperata. Quindi le erbe, anche le erbe più difficili, il maiale, la parte del maiale che non veniva utilizzata
utilizzata, anche se poi giustamente il maiale non si butta niente, l'elaborazione dei formaggi, le ricotte, i salumi, i prodotti dell'orto, ma direi soprattutto sottolineo i prodotti della montagna, cioè il radic di Mont, la tala, il talassaco, tutte queste cose rielaborate. E ci sono ancora molte persone, penso a Marisa Vitti, persone che oggi in Carnia stanno raccogliendo questa eredità e la tramandano, e anche giovani. Basta andare a Resia a vedere, ci sono dei ragazzi che hanno ripreso a coltivare i campi per produrre l'aglio di Resia, che viene cercato un po' da ricercato tutto il mondo. Questo sta a significare, e questo è un bene, che c'è da parte della comunità, intesa comunque nel senso più vasto, un'attenzione per ciò che è per la qualità, per il prodotto di nicchia, per ciò che è buono, e non c'è un problema di spesa rispetto a questo. L'altro giorno ho visto un sindaco appunto di Resia e mi diceva che tutto quell'aglio è andato a ruba, proprio perché lo ricercano anche dal sud, quindi significa che ci sono dei prodotti su cui noi possiamo puntare. Certo, non sono questi che fanno cambiare il PIL in termini stratosferici di una regione, ma hanno due altri valori, oltre che comunque un valore economico, per quanto parziale c'è sempre, il valore di una comunità, che quindi tiene sempre le radici sul proprio territorio, e quando parliamo di comunità significa anche gente che continua a vivere in montagna, continua a vivere in campagna, e questo poi, quando la campagna e la montagna sono abbandonate, sono costi che ricadono su tutto il sistema, perché una montagna abbandonata significa che alla fine i fiumi, i corsi d'acqua creano problemi che si riverberano su tutti e su cui bisogna intervenire. E quindi devo dire che questo nostro Friuli ha davvero delle grandi opportunità in questo senso, e che c'è una tradizione molto forte, come ricordavi tu, una tradizione che ha spazi ancora di ampliarsi e di essere rappresentata in giro per il paese. Mi piacerebbe che dopo questa chiacchierata qualche giovane in più potesse cominciare a pensare che il proprio futuro non è sempre il posto in banca o la laurea in giurisprudenza o l'informatica o negli ospedali, ma è anche magari laureati lo stesso, anzi, però anche a ricercare questi prodotti di nicchia e questa qualità della vita che è importante. Un piatto con cui tu identificheresti il popolo friulano? Sono le varie rielaborazioni del frico, del toci in braide, di questi piatti che derivano sostanzialmente dal formaggio, dalle patate, dalla polenta, dalla cipolla, dai prodotti della terra, che sono poi molteplici, di grande sfaccettatura e varietà, su cui poi si è innestata la ricerca, anche perché si può fare il frico con le zucchine, il frico col pomodoro, il frico con i funghi, il frico con la cipolla, con la salsiccia, eccetera. Quindi se dovessi dire uno, la bandiera direi il frico, insomma, perché anzi stiamo studiando un logo FVG, Friuli Venezia Giulia, FVG Frico Very Good, quindi il frico come identificazione, ma non esclusivo, perché come dicevi ci sono tantissime altre cose. Poi non parliamo dei vini, ci hanno sottratto il nome del Tokai, però il vino rimane. Tra l'altro mi ricordo, quando ero parlamentare ebbi un battibecco col commissario europeo, perché gli dissi: ma guarda che non è un problema di commercializzazione, perché Tokai intanto non ne produciamo tanto ed è talmente buono, e poi noi friulani beviamo che ce lo beviamo tutto noi, quindi non veniamo a fare concorrenza all'estero sul Tokai, ho detto, però non c'è stato niente da fare.